E un sabato sera all'insegna del futsal, questo di Lamezia Terme, quest'oggi in campo TT Royal Lamezia contro Kickoff. Un saluto a tutti gli amici di Futsal TV che ci stanno seguendo per questo anticipo della quarta giornata di campionato Serie A femminile. Le squadre sono scese in campo, si stanno in questo momento salutando le rispettive compagini. Vediamo in maglia verde la squadra padrona di casa TT Royal Lamezia, che è ancora ferma a 0 punti e quest'oggi cercherà in ogni modo di fare risultato, mentre dall'altro lato la Kickoff in divisa bianca è quasi tutto pronto per il calcio d'inizio qui al Palasparti di Lamezia Terme. Adesso andremo anche a scoprire quali sono i quintetti che schiereranno rispettivamente i due allenatori, Mardente per la TT Royal Lamezia e Russo per la Kickoff. Possiamo già vedere le prime 5 che scenderanno in campo per la Kickoff. Abbiamo Carturan in porta, poi Greta Ghilardi, abbiamo anche Arianna Bovo e la numero 11 Gabriella De Sousa. Mentre andiamo a scoprire anche il quintetto della TT Royal Lamezia, c'è la carica di Mister Mardente in questo momento. Foto di rito anche per la formazione ospite, che oggi porterà anche una ex della TT Royal Lamezia, ovvero Jessica Getulio. L'anno scorso ha dato una grossa mano per la salvezza delle padrone di casa e quest'anno invece fa parte della compagine milanese. E andiamo quindi a vedere il quintetto titolare della TT Royal Lamezia, che parte con Oselame, De Sarro, Duda Prestes, Anna D'Acugna e Annalisa Foti. È tutto pronto, manca solo il fischio d'inizio. Attaccherà da destra verso sinistra la squadra di casa, mentre da sinistra verso destra la Kickoff. È pronta De Sarro sul pallone. Vediamo se giocherà lei come estremo offensivo per la formazione di Mister Mardente. Ci siamo, aspettiamo solamente il fischio d'inizio, che arriva in questo momento e può cominciare TT Royal Lamezia contro Kickoff, con il primo possesso per la formazione bianco-verde, con Foti che prova a passare già tra le linee, viene intercettata ma riesce in qualche modo a tenere palla e andare via sulla banda di sinistra, fermata da Bovo, scusate, poi palla persa appunto ora da Ghilardi, che concede la prima rimessa laterale alla TT Royal Lamezia. Vediamo Prestes per D'Acugna, che ci prova dalla lunga distanza, tiro abbastanza fuori dallo specchio della porta difeso da Denise Carturan, portiere veramente molto forte, classe 97. Eccola Bovo, anzi Ghilardi, allarga ora per Borges, poi ci prova Gabriella De Sousa e c'è il calcio d'angolo, il primo dell'incontro, va Borges a battere. Fuori c'è Bovo, la palla è proprio per lei che ci prova da fuori, controlla Oselame e primo tiro anche per la Kickoff, senza però inquadrare neanche in questo caso lo specchio della porta. Riparte quindi la TT con Oselame. Prestes sbaglia l'appoggio per Foti, prende in pallo De Sarro, poi l'anticipo di De Sousa e Prestes subito a battere questa rimessa laterale all'indirizzo di Anna D'Acugna. Allarga dall'altro lato per Foti, di nuovo la 17 per De Sarro, lo scambio molto rapido delle biancoverdi. Qui manca un pochettino di precisione l'estremo difensivo, il centrale della TT Royal Lamezia, la sua seconda apparizione in campionato, Anna D'Acugna, brasiliana d'esperienza. Mentre vediamo come si sviluppa questa azione della Kickoff, la palla per Bovo che spedisce addosso proprio ad Anna D'Acugna e poi va a battere questo calcio d'angolo, questa volta come estremo
All'esterno dell'area c'è Bruna Borges, vediamo se anche questa volta sceglieranno. Palla in mezzo, era diretta a Greta Ghilardi. Oselame, poi il rinvio per Anna D'Acugna che lascia scorrere questo pallone un pochettino ingenuamente, palla che finisce sul fondo e quindi Carturan. Qui c'è un richiamo da parte del direttore di gara. Ecco Oselame che va a sistemare la porta che era posizionata in maniera non corretta. De Sousa ci prova, facile per Oselame anche se in due tempi. Anna D'Acugna, Foti, D'Acugna, Prestes, scivola un po' sul parquet, poi al centro viene effettuato un blocco irregolare di Sousa e c'è il primo fallo per la formazione milanese. Prestes, De Sarro, pressata, sta facendo un buon gioco qui la Lamezia ma è un pochettino impreciso nei passaggi, in questo caso De Sarro interviene anche difensivamente su Arianna Bovo che va a battere questa rimessa laterale. Ghilardi, Bovo, sulla destra c'è Sousa e punta Annalisa Foti, il movimento delle compagne. Borges di nuovo per Sousa, l'1-2 e poi Foti interviene così, spazza via ogni pericolo. Rimessa laterale in zona d'attacco per la kick-off. Palla direttamente tra le mani di Oselame che va a rinvio lungo a cercare De Sarro che insegue questo pallone, prova a metterla in mezzo, viene fermato, viene intercettato questo passaggio, poi la ripartenza. Ghilardi, si riorganizza la kick-off. Bovo, lo scambio con Sousa che poi entra tra le linee, viene fermata da De Sarro, qualche rimpallo e la palla ora è biancoverde. Anna D'Acugna la tiene in campo. Foti attende la compagna, poi stava per combinare un pasticcio ma rimedia in qualche modo e continua a girare la palla. La TT con questa palla in mezzo per Foti da parte di De Sarro, controllo abbastanza difficile qui per la numero 9 che non riesce a tenere la palla tra i piedi per cercare una conclusione poi in porta eventuale, mentre c'è l'ingresso in campo di Michelle Pellegrini. Bovo, Sousa, Pellegrini, poi qui Borges calcia addosso a Foti e va a battere questa rimessa laterale, mette in mezzo De Sarro, può ripartire la Royal. Prestes a cercare Cugna, dentro, poi si allarga, difesa molto buona di Sousa. Batte questa rimessa laterale, Pellegrini, poi il capitano Bovo, cercare di nuovo Pellegrini, Sousa, Bovo, De Sarro chiude, c'è anche il cambio e quindi fa il suo ingresso in campo la numero 17 Getulio, che va subito a cercare il tiro in porta. Oselame risponde con sicurezza, poi Foti alla ripartenza, D'Acugna ci prova, Foti in ritardo qui sul secondo palo, ma questo era un tiro in porta, o meglio un tiro a cercare qualcuno sul secondo palo. Può ripartire la kick-off con Borges, Getulio, affrontata da De Sarro. Getulio si accentra, lascia per terra De Sarro che quindi perde l'uomo in maniera un pochettino sfortunata, ma la Royal rimedia subito. D'Acugna punta Getulio, una sfida tra brasiliane. Prestes prova il velo per ingannare Pellegrini, la palla che però finisce fuori dal rettangolo di gioco.
Eccola proprio Pellegri. Appoggia a Bovo. Allarga per Getulio. Getulio, affrontata da Domarau. Bovo allarga per Pellegri. Poi il tacco per Bovo che ci prova. E la palla che sfiora il palo di sinistra della porta difesa da Oselame. Il palo alla sinistra di Oselame, che rimette subito in gioco a cercare De Sarro. Allarga dall'altro lato per Prestes, si inserisce Domaral, prova a difendere questo pallone, viene anticipato da Pellegri. Domaral guadagna una rimessa laterale da buona posizione, si appresta a battere con Foti che è già in mezzo all'area di rigore a disturbare. È proprio cercata da Prestes, ma può ripartire Borges. Allarga per Getulio, si fa vedere Borges, è solo, attenzione, può mettere palla in mezzo. Occasione incredibile, disattenzione difensiva qui della Mezia. Un Getulio che non ci arriva. Giuseppe, cosa ne pensi di questo avvio di gara? Sono già passati 5 minuti, vedo una buona Royal, vedo soprattutto una De Sarro propositiva, l'ho vista anche tornare dietro e risolvere qualche problema per la sua squadra. Eccola ora che avanza e prova il tiro. Parata incredibile di Carturan e grande prova di De Sarro, come hai appena detto tu Giuseppe, la vedi molto accesa. Quest'oggi la 26, che tra l'altro è appunto di casa qui alla Mezia, perché è l'unica, diciamo, lametina in questa squadra che cercherà di mantenere la categoria quest'anno. Palla in mezzo, anzi all'esterno per De Sarro, ancora una volta sta riscaldando il destro, ci è andata vicino, anche se questo tiro è stato meno pericoloso del precedente. Carturan riparte quindi la kick-off da Greta Ghilardi. Pellegri, affrontata da Domaral, poi Ghilardi allarga per Getulio. Getulio si accentra, può scaricare il destro addosso a Prestes. E ancora Ghilardi, anticipa Nani Alves, che si è vista poco nelle prime partite ma viene utilizzato adesso come un po' più spesso da Mister Mardente. Qui intanto c'è stato anche un altro tiro controllato da Oselame, tiro di Ghilardi. Errore qui, non si capisce Prestes con De Sarro, che era rimasta ferma. Getulio, Borges, e poi va tra le linee Ghilardi. Nani Alves ci prova a prendere questa palla, ancora il possesso per la kick-off con Pellegri che entra, e la palla che è tra i piedi di... attenzione, viene spazzata, è tra i piedi di Borges, e poi grande difesa da parte di Oselame. E anche Nani Alves ha dato il suo contributo. Questa è stata un'occasione molto pericolosa, Giuseppe. Brava la difesa delle Royal a rimanere concentrate, prima Oselame, poi Nani Alves. Attenzione perché è cresciuta la kick-off, in questo momento sta attaccando veramente con molta efficacia, sta riuscendo ad arrivare in porta. Qui cerca di far respirare un pochettino Oselame. De Sarro per Domaral che sbaglia completamente il lancio all'indirizzo di Duda Prestes. È stata un'azione molto confusionaria quella di prima, tant'è vero che non sono neanche riuscito a capire chi fosse davanti alla porta. Era Bruna Borges. Sì, era Borges, che non è riuscita a calciare in porta in maniera pulita. De Sarro ferma Getulio. Vediamo questa rimessa laterale. Ghilardi. Fuori per Borges, Domaral intercetta, poi ancora Ghilardi. Borges allarga a sinistra per Getulio, ancora Ghilardi centrale. Cambia lato, intercetta Prestes. Ha possibilità di giocare la Royal. Nani. Prestes. Domaral. Sbaglia Domaral. Regalo per Getulio. Per Pellegri che sfiora l'incrocio, calcio d'angolo che viene subito battuto da Borges. Palla dentro, dall'altra parte c'è Ghilardi.
fuori per Pellegrini, ci può provare, ancora una volta kick-off vicino al vantaggio. Giuseppe, qui una disattenzione della Royal, un passaggio sbagliato in fase di impostazione. Non possono permettersi questi lussi contro una squadra come la Kickoff. La Kickoff è una tra le candidate al titolo e quindi insomma sicuramente una compagine molto attrezzata, che comunque ha punteggio pieno. Sì, esattamente. Anzi, ha 6 punti, no? Punteggio pieno, 6 punti. Due partite, 2 vittorie, una ha riposato, quindi. Sì, è proprio a punteggio pieno, appunto, c'è stato il turno di riposo nella scorsa settimana. Vediamo Borges che ci prova addosso da Liotta, che è entrato in campo. Getulio svirgola un pochettino, mentre per la Royal ha fatto il suo ingresso in campo Maria Zagar, la croata col numero 14, da poco arrivata alla mezza. Getulio può girarsi, allarga per Pellegrini, poi fuori per Ghilardi, ancora Getulio, Ghilardi col sinistro, intercetta Liotta, poi Nani Alves, può partire Prestes, con molta irruenza qui prova a vincere questo rimpallo e guadagna un'importante rimessa laterale. Peccato, Prestes poteva involarsi verso la porta, però è stata... Eccola che del cambio ad Anacugna, anzi a Foti. È uscita anche De Sandro. Quindi Aliotta, Aliotta, D'Acugna, Foti e Zagar. Adesso in campo per il Lamezia. Qui sbaglia Foti. Vediamo anche la situazione in panchina con Russo e Mardente che si stanno scatenando nel dare indicazioni alle proprie ragazze. Qui Zagar regolare su Bovo. Aliotta, non c'è nessuno tra le linee, quindi devono giocare in maniera un po' rischiosa le ragazze della Royal, mentre c'è un calcio di punizione fischiato ai danni della kick-off con Anna D'Acugna che ha urtato forse con il gomito sul parquet. Si riprende con il gioco. Aliotta, Foti, D'Acugna riesce a recuperare questo pallone. Zagar per Foti. Provato questa uscita la TT senza successo. Direttamente in tribuna a togliere ogni pericolo Anna D'Acugna. Rimessa laterale in posizione offensiva per la kick-off, a battere ci pensa Bruna Borges. Palla fuori, c'è il tiro in porta di Sousa e può ripartire Anacugna che trascina in avanti la squadra. Zagar cerca Anacugna, molto bene, l'1-2, incredibile, grandissimo intervento di Sousa che deve anticipare a tutti i costi qui Zagar. Splendido l'1-2 che non si è concluso per merito appunto di Sousa. Sì, appunto parlavamo della forza della squadra di Milano, no? Attenzione alla Cugna. Anche difensivamente Riccardo Russo è molto preparato. Esatto. Anacugna è brava da fuori ma deve un po' calibrare il tiro. Anche lei sta riscaldando il proprio piede e qui c'è stato quindi un tiro di Arianna Bovo, capitano della kick-off quest'oggi. Aliotta ha qualcosa da dire al proprio portiere, ha recuperato palla alla kick-off. Ghilardi prova l'1-2 con Bovo. Adesso c'è una fase a 10 dal termine del primo tempo in cui si sente un pochettino di stanchezza da parte di entrambe le formazioni, proprio perché il ritmo fino a questo momento è stato parecchio alto. È stato molto alto. Il gioco è stato praticamente fermo pochissimo. Entrambe le squadre non hanno fatto molti cambi, quindi anche quello, no? Le rotazioni base dei due allenatori, mentre qui c'è il tiro di Sousa sporcato, aveva fatto un gran movimento, un gran dribbling in mezzo a due avversarie. Aliotta attaccata, prova a partire Aliotta, è fermata sia da Borges che da Sousa, poi la palla
che finisce fuori con questo tiro pericolosissimo di Arianna Bovo. E lì Aliotta si è andata a chiudere in mezzo a due avversarie, non avendo forse il giusto supporto dalle compagne, o forse perdendo anche un tempo di gioco. Fatto sta che per fortuna del tiro Ialla Mezia, Bovo ha calciato in maniera un po' sporca la palla al lato della porta difesa da Gabriele Oselamo. De Sarro qui, affrontato da Borges, difende molto bene la palla, poi può intervenire Aliotta che recupera correttamente questo pallone. Aliotta ci prova, poi De Sarro che manca incredibilmente. Peccato perché la porta ed hanno da Cugna. Un assist appunto per Cugna. Sfortunata la Royal in questo frangente. Forse poteva anche controllare meglio questo pallone De Sarro, però ha creato un'altra occasione pericolosa alla Royal. Attenzione qui ancora, Bovo ci prova, deviazione sfortunata di Foti e la kick off passa in vantaggio alla Mezia con Bovo. Anche in questo caso premiata l'audacia della kick off, e questa volta è stata anche fortunata sulla deviazione. Hanno insistito e poi hanno trovato il gol. La fortuna aiuta gli audaci, loro ci hanno provato. E quindi si riparte dal risultato di 1-0 per la formazione ospite. E ci riprova ancora con Bovo. Doppio tunnel su Prestes che poi commette fallo. Giusta questa chiamata da parte dell'arbitro. Bovo dopo il gol si è galvanizzata e quindi ha deciso di dare un pochettino di spettacolo con questa giocata, che comunque ha portato ad un calcio di punizione sul quale è presente la 17 Getulio, che riceve indicazioni da Riccardo Russo. Anzi, va proprio Bovo con la pisata per Getulio, ancora per Bovo, può mettere in mezzo Gomaral con tutte le sue forze, poi forse qui c'è un fallo su Prestes, recupero Selame, si gioca per il vantaggio. De Sarro insegue questo pallone, l'aggancio non è dei più facili, la palla finisce quindi in fallo laterale. Vediamo quale sarà ora la reazione della formazione di casa, che è di nuovo in svantaggio per la quarta partita consecutiva. E ricordiamo che è ancora anche a secco di gol Giuseppe, questo è il 19esimo gol subito. Sì, 19-0, insomma, dovrebbero in qualche modo una prova, la Royal è chiamata una prova d'orgoglio anche da questo punto di vista. Diciamo che anche il calendario non è stato proprio a favore della formazione lametina, che ha affrontato anche Falconara, Pescara e CMB, che si è rivelata una squadra veramente infatti lo in forma. La classifica. La partita è ancora lunghissima, mancano 9 minuti al termine del primo tempo e poi ancora gli altri 20 per la seconda metà. La Royal che comunque ha dimostrato di essere ancora in partita. Palla ancora pericolosa di Sousa a cercare Getulio sul secondo palo, e adesso Selame che chiama lo schema. Vediamo la rotazione e il movimento delle biancoverdi. C'è la rimessa per la formazione biancoverde. Ha sbagliato il direttore di gara, quindi rimessa kick off. Sousa, Pellegri, Bovo dentro per Sousa che prova il tiro alto sopra la traversa. La kick off ha questa capacità, Giuseppe, di arrivare subito nei pressi dell'area di rigore avversaria e di concludere in porta con molta facilità, anche se non con tanta precisione. Abbiamo visto anche in occasione del gol, perché il tiro è stato deviato, però riesce comunque a concludere in porta, cosa che ancora non è riuscita tanto bene alla tiro alla mezza, con Amaral che inciampa sul pallone, poi Prestes, Foti, anche lei non molto bene questo stop di suola, e può ripartire subito la kick off senza dare spazio. Saltata De Sarro, mette in mezzo. Progressione da parte di Bovo, che
Dopo il gol Bovo è cresciuto tantissimo. De Sarro, Foti anticipata da Sousa, palla addosso ad Amaral. La carica di Oselame alle proprie compagne per la difesa di questo calcio d'angolo. La palla è fuori, sempre per Bovo. Sousa, spalla alla porta, Bovo con la punta, Oselame subito a cercare Prestes, l'aggancio col petto, il numero di Prestes può concludere, c'è rimessa laterale, gran giocata di Prestes che va subito a battere l'angolo. De Sarro, ci prova De Sarro, non ci hanno creduto le compagne ad attaccare il secondo palo, in questo caso Prestes, palla che esce sul fondo, rientra Borges. Carturan, Borges, Sousa, ancora Borges, punta Foti, molto brava qui Borges, rientra Pellegri, Borges, Sousa, addosso c'è Amaral, Borges, Getulio, prova a entrare, ci prova ancora Getulio per Sousa. La manca di pochissimo, si è anche fatta male in un contrasto, è rimasta per terra. E c'è anche il time out di Mister Mardente. Se riesce. Se riesce. Che bisogno? Allora prendo Era più di porti. Mica mi ha pezzato il microfono. Ricordati che mi ha pezzato il microfono. Lo facciamo per il primo tempo. Per fare che? No, dobbiamo cambiare la batteria, vogliamo cambiare adesso? E se... No, quanto? È dura, non ti preoccupare che dura. Quando va buono, ya, Giuseppe. Va, pezzo il microfono. Vabbè, se ne lascia cambiamo. Bastava che a uno delle due gliela Si riparte dunque da Gabriela Oselame che cerca De Sarro, può girarsi ma è braccata dalla 12. Borges riparte subito, Sousa può mettere in mezzo, invece tira in porta. Amaral ci mette il piede, c'è calcio d'angolo per la kick-off, ripartita a 2000 questa partita. Le urla di Mardente che sistema la propria squadra. Calcio d'angolo, fuori per Borges, poi Getulio e c'è il gol dell'ex di Getulio che ha sfruttato questa respinta e con facilità ha concluso in porta. E quindi 2-0 per la kick-off, gran gol di Jessica Getulio che è micidiale da quella distanza. L'abbiamo visto anche lo scorso anno. E qui sbaglia ancora De Sarro, può ripartire Pellegri. C'è il tiro, Selame. Palla a cercare Duda, Prestes. Esce Carturan con il corpo. Rimessa laterale. Appena finito il time out, quindi anche la kick-off è ripartita davvero molto forte. Ha trovato subito il doppio vantaggio da Cugna. Prestes sbaglia il passaggio per Foti. Getulio ne salta 3. Getulio salta anche Oselame che poi commette questo fallo ai danni della 17. C'è calcio di rigore sicuramente per la formazione milanese e quindi
opportunità per il 3-0. E sul dischetto va proprio Jessica Getulio, che ha l'opportunità di segnare la propria doppietta personale in rapida successione. Ha fatto una gran giocata Getulio e adesso vediamo contro Selame. È pronta, fischio dell'arbitro, la rincorsa di Getulio. Selame chiude la porta su Getulio e quindi Royal ancora grande sotto di 2 gol. Noi abbiamo prima evidenziato giustamente la bravura di Carturan, ma anche Oselame non è da meno, sono 2 grandissimi portieri entrambi. Oselame l'ha dimostrato in tutte queste partite, anche se il tabellino dei gol non è proprio a suo favore, ma ha fatto vedere delle grandi parate e questa qui secondo me le batte tutte quest'oggi. Quindi questo forse può dare anche una carica, vediamo alla Royal, vediamo se riesce a ripartire in questo contropiede. Passaggio un po' lungo per Prestes, scontro tra Oselame e De Sarro, che è uscita in presa alta. Borges per Getulio, Pellegri, rimessa laterale per la TNT. È pronta da Cugna, Oselame, lancio lungo, Borges anticipa De Sarro, Borges, attenzione Getulio, palla sul secondo palo e legno colpito da Pellegri. Si è spostata anche la porta e l'arbitro ha subito fischiato. La palla che verrà scodellata a favore della Royal Lamezia. E si riparte con Da Cugna, occasione ancora qui per la kick-off. Stavolta la palla ha colpito il palo. Da Cugna, Prestes, la pressione altissima della kick-off, mentre c'è questa spinta di Bovo ai danni di Prestes. Fischiato il calcio di punizione, terzo fallo per la kick-off. Prestes, anticipata De Sarro, poi Getulio, palla sul secondo palo, deviazione di Prestes, riparte Oselame per Da Cugna. Da Cugna si accentra, Da Cugna, palla sotto la suola, addosso a Borges. Da Cugna è sola praticamente, chiusa da 2, riesce a passare De Sarro, messa giù, non c'è nulla secondo l'arbitro. Poi il tiro di Prestes ed è palla alta. Si scaldano gli animi anche in panchina le proteste della Royal, ma qui ha accentuato un pochettino De Sarro, anche se il contatto c'era. Ghilardi dentro, Foti anticipa ancora la numero 3 della kick-off. Che si appresta a battere questa rimessa laterale. In fila abbiamo Bovo, Borges e Getulio che tira in porta. E la risposta ancora di Oselame. Borges, subito Ghilardi, ancora Borges. Getulio, Borges, si accentra Borges, a spazio per il tiro, preferisce Ghilardi, poi fuori per Bovo. Bovo ancora, ci prova lei a cercare sul secondo palo Borges. De Sarro, riparte la TNT, palla lunghissima per Foti. Chiede scusa Anna Da Cugna per questo ennesimo passaggio sbagliato. Non proprio la sua miglior prestazione fino a questo momento. No, è calata la Royal. Dopo il primo gol c'è stata questa più intensità da parte di kick-off e ha trovato il raddoppio, ha guadagnato anche un calcio di rigore che Oselame ha neutralizzato. Adesso vediamo a 3,56 dal termine
del primo tempo, come sarà la partita della TNT Royal Lamezia, con la kickoff che comunque sta mantenendo sempre lo stesso ritmo. E qui rientra Nani Alves al posto di Annalisa Foti. Alves proprio per D'Acugna. Oselame a cercare De Sarro. De Sarro, controllo non facile, lamenta una trattenuta, ma si sono trattenuti a vicenda con Borges. Getulio, Sousa, controllo non felice, poi Borges, Sousa, Getulio per Sousa. Si è sistemata la kickoff. Numero di Sousa, trattenuta da D'Acugna, non c'è nulla e si riparte, è rimasta a terra. Borges, arbitro ha fischiato forse per assicurarsi delle condizioni di Sousa, non so se ha fischiato il calcio di punizione, ma non mi risulta. Era ripartita qui D'Acugna, ma non riesco a capire il motivo per cui l'arbitro abbia fermato il gioco. Comunque D'Acugna che restituisce il pallone alla squadra avversaria tra gli applausi appunto della formazione milanese. Borges, Bovo, Getulio, impressione va Nani Alves, riesce in qualche modo ad uscirne la kickoff, ritorna da Ghilardi, palla lunga per Getulio, la tiene in campo Prestes con un aggancio meraviglioso, poi Nani Alves ancora per Prestes, Nani Alves, di nuovo Prestes, difficoltà ad uscire per la TNT, Prestes affrontata da due, perde la palla completamente, poi Bovo, ancora Prestes, Nani Alves, Zagar, cercare D'Acugna, palla completamente persa dalla TNT Royal Lamezia, che adesso deve subire un altro attacco della kickoff con questo fallo laterale nella zona del calcio d'angolo. Scambio, poi tunnel, Nani Alves che comunque riesce ad intercettare questo pallone e spedirlo in calcio d'angolo. Borges fuori per Getulio, mette la palla sul destro, carica il tiro, Oselame, la risposta, poi riparte D'Acugna, salta Bovo, poi ancora una volta la salta, la palla sul sinistro, prova a mettere in mezzo e riparte Getulio che non riesce a tenere in campo. Uno sprizzo di energia di D'Acugna. Sfortunata in questo frangente D'Acugna. Forse ci ha messo un po', poteva anche calciare in porta in questa occasione. Nani Alves all'indietro per Oselame e cerca il tiro in porta addirittura. Carturan, Getulio in mezzo, Sousa, c'è Getulio che va sul secondo palo, Sousa, eccola Getulio, palla dietro per Sousa, sporcata da Prestes, questo tiro, c'è Nani Alves sola, Nani Alves, è il miracolo qui di Carturan, all'1 contro 1, non è stata molto cinica nel concludere in porta. Carturan veramente prontissimo, è difficile batterla anche in queste situazioni. Occasione quindi per la Royal, chiama lo schema la portoghese, palla per D'Acugna, Oselame, ci prova Oselame, palla fuori. A questo tiro Oselame micidiale, eccola che esce con i pugni, poi Prestes, lotta Sousa, lotta anche Prestes, l'intervento è regolare ma c'è Getulio che arriva dal nulla e si prende questo pallone e tiene questo possesso la kickoff. Eccolo ancora Getulio con personalità in mezzo alle linee, poi perde palla e sbaglia ancora una volta un passaggio chiave. Deve essere più egoista in questo caso, avanzare e provare la bomba. Ci aspettiamo anche questo dalla brasiliana numero 17 della formazione bianco-verde. E intanto qui Sousa, affrontata da Prestes e Zagar, le salta tutte e due. Ancora una volta, ancora Sousa, poi Borges per Pellegri. Ritorna indietro. E la palla che adesso è per la Royal Team. Sousa, gran giocata.
47 secondi al termine della prima metà di gioco. Risultato sempre sul 2-0 a favore della formazione ospite, che ha anche fallito un rigore con Jessica Cetulio. Ecco Nani Alves, la sua lata, Alves il sinistro, Carturan risponde, gran giocata di Alves. Poi va Pellegri che porta questa palla fuori. Foti per Cugna, Zagar, l'aggancio. La tiene Zagar, c'è Alves da sola, Alves, il tiro con la punta, non era sul suo piede il tiro, chiede anche il cambio. Anzi no, forse ha chiamato uno schema per l'angolo. Ha chiamato uno schema, 22 secondi al termine di questo primo tempo. Cugna, palla in mezzo, riparte la kick-off, azione pericolosa, Bovo interviene splendidamente Nani Alves, che poi va a dare il cambio ad Aliotta, ha finito le energie, ha dato tutto in pochi minuti. Sì. Peccato, le è mancato il gol. Palla fuori, un tocco forse con il braccio però attaccato al corpo di Zagar, infatti l'arbitro era lì vicino, non ha ravvisato nessun calcio di punizione. C'è qualche scaramuccia all'interno dell'area di rigore tra Foti e Bruna Borges. Zagar subito ad aggredire il pallone. Pellegri, Ghilardi, ancora Pellegri, fuori per Bovo, 4 secondi al termine e primo tempo che si chiude su questo possesso della kick-off, risultato di 2-0 per le milanesi. E noi ci risentiamo per la seconda metà di gioco tra pochissimo.
Chiediamo scusa a tutti gli ascoltatori, abbiamo avuto un inconveniente tecnico e ora finalmente siamo riusciti a risolvere. Il risultato nel frattempo è cambiato, 5-0 per la Kickoff Milano. E allora siamo ritornati in diretta come ha annunciato poco fa il mio collega Giuseppe Donato. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi, è anche successo un episodio abbastanza grave, credo ci sia un grave infortunio per Anna Cugna, la numero 17 della Royal Team Lamezia. Che ha subito un colpo al ginocchio e in questo momento è stata soccorsa dai sanitari e sicuramente verrà portata nel pronto soccorso di Lamezia Terme per effettuare gli esami del caso e ci auguriamo che possa ritornare in campo al più presto. Il risultato di 5-0 per la Kickoff, che continua quindi ad attaccare. Oselame cerca De Sarro difende questo pallone. Domaral. Prestes per Foti. Prestes cerca De Sarro, non la trova. Si riparte da Ilaria Brugnoni, che è entrata al posto di Denis Carturan. Borges allarga per Sousa. Ghilardi. Borges. Subito anche questo brutto colpo alla Royal Team Lamezia, nonostante abbia cercato di rimanere in partita il più a lungo possibile. Ghilardi intercetta Prestes. Domaral. De Sarro anticipata da Bovo, palla in mezzo, non c'è nessuno. Si è fatta male Bovo, forse dei crampi. Time out. Si riparte dopo il time out con la Royal Lamezia in possesso di palla. Lancio lungo di Oselame direttamente sul fondo. Riparte la Kickoff con Ghilardi, allarga per Getulio, ancora Ghilardi, palla in verticale a cercare Borges, intercetta Prestes. Getulio, ancora Ghilardi, all'indietro per Sousa, sempre Getulio. Borges, ancora Getulio, si accentra, la pisata e poi Ghilardi.
Ancora Getulio. Sempre Sousa, giro palla infinito della kickoff. Sousa prova a entrare. Di nuovo Ghilardi, apre per Getulio. È solo kickoff adesso. Palla per Borges, fuori per Ghilardi, è rimasto a terra Prestes, Ghilardi. Il tiro e la parata di Oselame. Foti. Duda Prestes. Lo scambio con Amaral. Ancora Amaral, prova ad impostare il gioco alla Royal ma non trova molti spunti. C'è il pressing altissimo della kickoff. Amaral prova a lanciare De Sarro, che era venuta incontro. Rimessa laterale subito, battuta dalla kickoff. Borges affronta Amaral. Chiede calma mister Russo. All'indietro Ghilardi. Poi di nuovo Borges dentro per Ghilardi. Getulio. Getulio prova l'accelerazione, poi la lascia Ghilardi. Ancora la pisata per Sousa. Di nuovo Borges entra con la suola. Poi prova a saltarne due. Ci ripensa, torna indietro Ghilardi. Si fa vedere Borges, servita in questo momento. Getulio. Sousa, numero su De Sarro, viene atterrata, non c'è nulla. Poi ci ripensa il direttore di gara e fischia questo calcio di punizione per la kickoff. Sul pallone c'è Sousa insieme a Getulio. Cercare di capire che soluzione proveranno da quella distanza. Getulio. Entrata Erika Donadoni, che perde anche un parastinco. Prestes in qualche modo all'indietro. Amaral sbaglia questo passaggio per De Sarro, che si infuria. Forse anche qui un po' di frustrazione per il risultato, per anche la compagna che ha subito questo infortunio. Speriamo non sia nulla di grave, ma non prometteva tanto bene dalle urla che abbiamo sentito. Getulio si ferma con la corsa, poi dietro il controllo di Borges. Sousa prova a entrare tra le linee. Amaral difende questa palla. Amaral si ferma in mezzo al campo, ritorna da De Sarro con calma. De Sarro, è partita Prestes, sbaglia vero De Sarro completamente questo passaggio. È pronta a rientrare Zagar al posto di Annalisa Foti, anzi Nani Alves, scusate, al posto di Annalisa Foti. Getulio, eccola lì Getulio, prova a involarsi verso la porta avversaria, resta la sua corsa di nuovo all'indietro per Donadoni. C'è una deviazione sul tiro e c'è calcio d'angolo per la kickoff quando mancano ormai 2 minuti e 50 secondi. Getulio, Sousa, ancora Sousa, attaccata da 2, Amaral e Nani Alves. Borges, Getulio contro Amaral. Getulio si va a chiudere Donadoni, poi Nani Alves addosso alla 55. Amaral si muove Prestes, riceve questo pallone, poi cerca De Sarro che è rimasta ferma. Sousa, secondo palo Borges, esce Oselame, Borges di nuovo Sousa. 6-0 kickoff. Grande azione di contropiede delle milanesi, assist di Borges. E Sousa conclude con la porta praticamente vuota. Oselame era uscita proprio sulla 12. Quinto uomo con Foti a vestire la maglia di portiere di movimento.
Do Amaral, Foti, ancora Do Amaral, Prestes, Do Amaral, di nuovo Prestes e di nuovo Do Amaral che sbaglia questo passaggio per Foti. Foti ne salta una, poi prova a saltare la seconda, c'era De Sarro in mezzo solissima, recupera ancora Foti e ricomincia Do Amaral. Dani Alves sbaglia questo passaggio, Getulio, Foti, il tiro fuori. Vedi che il portiere loro non è Carturante, che è quello, no, Lo so. Brugnoni, Donadoni, Getulio, un treno oggi. Ancora Donadoni, dall'altra parte Borges, si appoggia Getulio, Getulio per Sousa, attaccata da Do Amaral, molto prepotente con il fisico. Giovanna Do Amaral, De Sarro intercetta la palla che viene regalata di nuovo alla kickoff per questa rimessa laterale. A 1:09 dal termine di questo incontro della quarta giornata di campionato di Serie A, anticipo della quarta giornata. De Sarro prova a intervenire così su Sousa, palla dentro, Borges si gira, Borges con la suola, il controllo, spalla alla porta, appoggia per Donadoni, di nuovo Borges, la botta e il gran gol di Sousa dalla distanza, con ovviamente in porta Annalisa Foti che da portiere di movimento ha cercato di difendere in questa occasione la porta senza successo, ed è il 7-0 della kickoff ai danni della Lamezia. Do Amaral, Prestes, inizio di campionato davvero non bello quello della Lamezia, che adesso forse come obiettivo cercare il gol della bandiera, ma mancano solo 30 secondi al suono della sirena. Sousa, Getulio continua ad attaccare la kickoff, altri 20 secondi, palla che è uscita ed è possesso, forse è l'ultimo per la Royal Team. Ultima chance qui, bisogna andare in avanti. De Sarro, ci prova De Sarro ad entrare e finisce così con la palla tra i piedi di Jessica Getulio. Vittoria per la kickoff che è ancora a punteggio pieno. Lamezia ancora 0 punti, altri 7 gol subiti che si aggiungono al tabellino negativo della squadra allenata da mister Mardente. Ci sarà adesso una sosta per le lametine nella prossima giornata e ci auguriamo che possano riprendersi. Un caro saluto anche ad Anna D'Acugno, speriamo possa riprendersi al più presto. Un grande in bocca al lupo. Un saluto da Matteo Cristiano e Giuseppe Donato, ci vediamo per la prossima partita casalinga della TT Royal Lamezia. Un saluto anche agli amici di Futsal TV, ci scusiamo nuovamente per i problemi avuti durante la diretta, abbiamo cercato di risolvere nel migliore dei modi. Ci sentiamo per la prossima telecronaca con il saluto delle due squadre al pubblico di Lamezia Terme. Ti do l'hard disk per la diretta. Questo è forte. Sì, Matteo prendere pure quello però, come mazzo. Cosa devi prendere? La scheda. Tu la scheda. C'è il senso di gol che qua non ci sono, come per loro. Tu dalla scheda li devi prendere, non da qui. E vabbè, me li passi su Drive stasera. Questa prenditela, mo. Dammi l'hard disk. Quante registrazioni c'hai? Non ne hai due? Diretta.